vista che da libro Lazzarini. Troppo buono, sì. Allora, siamo qui per la prima di 3 serate che abbiamo voluto organizzare con la nostra fondazione Pax Tibi. Gli amici della fondazione Pax Tibi sono stati troppo generosi nei miei confronti perché mi hanno definito uno studioso dell'epoca medievale, cosa che non sono assolutamente, se per studioso intendiamo un esperto. Sarei più uno studente che uno studioso da questo punto di vista, quindi un appassionato. Allora noi siamo qui, volevo ringraziare la Proloco che ci ha supportato e l'amministrazione comunale. Grazie. Ecco. Grazie Assessore. Allora, ecco, ripeto, non è mia abitudine parlare in pubblico, quindi voi dovete scusarmi se ho fatto degli appunti. Volevo parlare seduto. Parli da solo con i matti? Parlo solo con i matti, sì. Volevo parlare da seduto, se preferite rimango in piedi, ditemelo. Sì, sì, pronto. Allora do il microfono al Presidente della Proloco. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie di essere presenti. Io sono Emanuele Pelosato e ho l'onore e l'onere di essere Presidente della Proloco. Abbiamo appoggiato questa serata informativa molto volentieri e abbiamo invitato un montefortiano doc come il dottor Bressano che mi affascina ogni sera nella quale pranzo con lui, e so già in partenza che stasera mi affascinerà e affascinerà tutti voi. E poi abbiamo il piacere di avere con noi, posso chiamarti Leo? Certo. Perfetto. Che stasera io conosco per la prima volta e sono veramente incuriosito di conoscerti. Io ho un modo di pensare, ho un modo di vivere e dico sempre mani e occhi puntati in avanti, sempre lo sguardo alto, ma i piedi ben piantati per terra. E quando i miei piedi appoggiano bene per terra, io sono molto curioso e voglio essere orgoglioso della mia terra, delle mie radici. E questo è uno dei motivi principali per il quale ho appoggiato e condiviso questa serata. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie. Allora, spero che si senta, appunto. Dicevo, sono Luca Bressac, sono nato a Verona e ho vissuto i primi anni della mia vita a Caprino Veronese, poi ho vissuto qui, dove mi sono trasferito da bambino fino all'età di 31 anni. Da qui mi sono spostato, sono finito a Bergamo, dove sono stato oltre 20 anni, e poi da 4 anni abito nella Confederazione Elvetica, abito nel Canton Grigioni. Allora, perché vi racconto queste cose? Perché questo è il percorso che io ho fatto per arrivare a determinate considerazioni storiche. Una confederazione è una associazione di stati. Forse non tutti sanno che la Svizzera è composta da 26 stati che si chiamano cantoni. Questi stati non sono né regioni né, termine orribile, province. Io quando sono arrivato in Svizzera ho dovuto cercare casa e ho trovato l'ispettore scolastico del Canton Grigioni, il signor Peduzzi, il quale giustamente mi dice: tu vieni dal Veneto, io ho stretto amicizia con lui, dice: tu vieni dal Veneto e quindi conoscerai benissimo la storia del Serenissimo. Chissà come la studiate bene, perché noi nel nostro cantone diamo più importanza alla
serenissima i nostri rapporti che abbiamo avuto per 400 anni, rapporti di confine, rapporti commerciali, rapporti anche di aiuto in situazioni militari, e noi preferiamo di gran lunga far studiare ai nostri ragazzi la storia di Venezia anziché quella dell'impero romano. Perché questo? Perché voi dovete sapere che io faccio il medico, quando ho dovuto chiedere la possibilità di lavorare, ho dovuto fare domanda all'ufficio di sanità di Coira, che è la mia capitale, sempre capitale, non capoluogo, in quanto sia l'aspetto sanitario, noi non abbiamo l'equivalente del ministro Speranza, sia l'aspetto dell'istruzione, noi non abbiamo l'equivalente della Zolina, sono di competenza cantonale. Cioè dovete pensare che anche l'ordinamento, i programmi sono completamente diversi da cantone a cantone. Ci sono dei cantoni che hanno 5 elementari e 4 medie e cantoni che hanno 6 elementari e quindi alla sesta elementare facciano soltanto 3 medie per poi ricongiungersi allo stesso numero di anni. Ora, come stavo dicendo, questo fatto mi ha naturalmente, conoscevo già la condizione perché la mia scelta di andare in Svizzera è partita una volta che ho cercato di conoscere la realtà. Però questa cosa mi ha posto parecchie domande e dico: perché noi non studiamo la nostra storia? Oppure perché noi quando andiamo a scuola e studiamo la storia, quando accendiamo la televisione e ascoltiamo i media, la sentiamo lontana e non ci appartiene? Noi abbiamo delle informazioni che sono parziali, monche, false, e queste informazioni ovviamente non ci danno niente, non stimolano il nostro interesse, e quindi quello che ho potuto rispondere al signor Peduzzi è stato: nei libri di storia anche dell'istruzione superiore Venezia è trattata come una repubblica marinara, e questo aggettivo cattivo, coniato nell'Ottocento, ha un'intenzione ben precisa di sminuire quella che è stata una storia importantissima. Noi teniamo presente che all'epoca Venezia e Genova erano singolarmente prese nettamente più importanti di quanto non sia oggi la Repubblica Italiana nello scacchiere internazionale dal punto di vista come potenza economica e commerciale. Stasera non arriveremo a parlare di molte cose di più, però questo è soltanto lo spunto, ecco, per cui io con gli amici di Paxtibi ho iniziato a discutere se valeva la pena di fornire elementi storici un po' più simpatici. Noi sappiamo che la storia che ci viene raccontata, ripeto, sia dalla scuola che dai mezzi di informazione, prevede il nulla. Poi un bel giorno arriva a Roma, forse qualche volta si parla degli Etruschi, poi ci sono i secoli bui. I secoli bui sono quelli che aspettano il Risorgimento. E i secoli bui che cosa ci dicono? Che città vicine, quindi regioni vicine, territori vicini, continuavano a combattere, a lottare e a farsi del male e ad uccidersi pure. Dopo nessuno vi dice che i morti che c'erano in queste lotte così definite fratricide si potevano contare in unità o in decine, e quindi è arrivato il Risorgimento per pacificare tutte queste città in lotta tra di loro. È arrivato il Risorgimento e di morti ne ha fatti a decine di migliaia. Poi sono arrivate le guerre coloniali unitarie che hanno cominciato a farne centinaia di migliaia, e le guerre mondiali che ne hanno fatte milioni. Sarebbe un po' come dire, visto che siamo in epoca Covid,
che siccome c'è il Covid, io non curo gli ammalati e non vado a cercare un vaccino, io semplicemente ammazzo tutti quelli che sono malati, quelli che sono asintomatici col tampone positivo e anche tutti quelli che hanno avuto contatto con gli ammalati, che così risolvo il problema. Ecco, scusatemi questa mia... Non sta dillo forte sta roba, che può essere un'idea. Qualcuno ci sta pensando. Sono sicuro. Allora, per andare avanti col discorso delle falsità, io vi faccio sempre l'altro mio esempio. Ne abbiamo di falsità storiche e abbiamo anche delle falsità geografiche. Voi sapete che il territorio della Repubblica Italiana è chiamato sempre la nostra penisola, la meteo ci racconta il tempo nella nostra penisola. Ora, la Repubblica Italiana è formata da territori che sono continentali, perché non ditemi che la Lombardia è nella penisola italica, il Veneto non è nella penisola italica, la Liguria non è nella penisola italica, il Piemonte. Abbiamo 30 milioni di persone, gli emiliani stessi non sono nella penisola italica, la penisola inizia sul Magra, quindi diciamo tra La Spezia e Massa. E convenzionalmente diciamo che l'altro limite di questa linea immaginaria possiamo farlo a Rimini, ma anche ammesso che i romagnoli abitino nella penisola, sicuramente non ci abitano gli emiliani. 30 milioni di persone abitano nei continenti, infatti nel libro di geografia c'è scritto qual è il clima del Veneto, qual è il clima della Lombardia, è un clima continentale, quindi è già una contraddizione. Ma neanche i siciliani abitano nella penisola, sono 5 milioni, e neanche i sardi, quindi una esigua minoranza che è meno del 40%, però ancora una volta, così come la storia si così descrive con questa melassa che vuole unificare tutto e raccontarci delle cose che non ci appartengono, anche nella geografia riescono a raccontare delle valli spaziali, scusate il termine, scusate la fantasia. Adesso io mi siedo purtroppo perché a compendio di tutto questo vorrei leggervi un'ultima cosa e poi lascio la parola a Danilo. Io vi ho detto che ho abitato tantissimi anni a Bergamo, di queste cose ne ho parlato anche quindi con amici che ho fatto là, amici bergamaschi, e questa cosa il mio carissimo amico l'ha scritta qualche anno fa e per me è molto significativa per poter finalmente mettere, non dico un po' d'ordine, però per stimolare la vostra voglia di chiedervi chi siamo e da dove veniamo veramente. Questo mio amico Gianfrancesco Ruggeri scrive, io adesso ve lo leggo, è abbastanza divertente, a me ha divertito molto e vorrei solo stimolare appunto in voi qualche domanda. Giugno ore 2 di un caldissimo pomeriggio. Sono sperso in un sito archeologico mentre una notissima famosissima archeologa ci descrive con delizie di particolari i resti romani di non so quale teatro. Il tempo passa e il sole picchia sempre più, nemmeno una pianta sotto cui ripararsi. Dopo 45 minuti finalmente tace, penso di andarmene, quando inizia a parlare un suo collega. Non capisco più nulla. In fondo al gruppo sbotto: che palle questi 4 sassi romani. Senza che me ne accorgessi, l'illustre archeologa si è messa proprio accanto a me. La guardo, mi guarda stupefatta, bocca aperta, non riesce a emettere suono. Abbasso gli occhi, la testa, le orecchie, abbasso tutto e me ne vado prima che mi tiri uno di quei 4 sassi romani. È un episodio realmente accaduto qualche anno fa, riguardo al quale mi rendo conto di aver sbagliato modi, tempi, forme, ma più passa il tempo e più mi convinco pienamente di aver ragione nel contenuto. Che palle questi 4 sassi romani. Mi accorgo sempre di più che la nostra società è in preda a un'ossessiva ossessione romanofila, così che un paese, un luogo meritano attenzione solo e soltanto se possono vantare qualcosa di romano, di presunto romano o di simil romano.
La società in cui viviamo è ancora vittima dell'idea fascista che la civiltà sia stata portata dai romani, e allora tutto quello che è romano è degno di attenzione se non di venerazione. La romanomania è così forte che se andate al supermercato trovate in vendita perfino amore e sesso nell'antica Roma di Alberto Angela. Ma chi se ne frega, veramente chi se ne frega di come facevano l'amore i romani? Casualmente pochi giorni or sono leggevo una banalissima guida della Bergamasca, dove si nota con facilità l'eccessiva attenzione al più significante elemento romano, quasi non esista altro in grado di nobilitare un territorio. Questi 3 paesi che vi citerò sono i primi 3 paesi uscendo da Bergamo verso Crema, sulla strada cremasca. Ad Azzano San Paolo si segnala la presenza di laterizi romani, in pratica pezzi di mattone. A Zanica si parla di 2 speroni in ferro e 2 fibbie in bronzo, mentre a Comun Nuovo non c'è proprio nulla di romano, dato che il paese è stato fondato solo nel 1200. Sarà per questo che la descrizione del paese è tra le più brevi del testo. Il punto è un altro: chiediamoci se queste sono notizie veramente utili, servono a descrivere il territorio, aiutano a capire i luoghi. Se voi foste sotto l'ombrellone al mare e il vostro vicino di sdraio vi chiedesse notizie del luogo in cui vivete, gli rispondereste mai che nel vostro paese hanno trovato 4 mattoni e 2 speroni romani? Se malauguratamente foste di Comun Nuovo, dove di romano non c'è nulla, neanche a cercarlo col lanternino, fareste scena muta. Ebbene, se io abitassi nei 3 paesi, direi che vi passa la morla, rigorosamente al femminile come la Livenza e non il Livenza, come la Brenta, che voi sapete benissimo che cos'è, e non il Brenta. Sì, perché i corsi d'acqua che nel nostro territorio finiscono con la A sono femminili, con buona pace degli italici che cercano di maschilizzarli tutti. Nessuno di voi saprà che cos'è la morla, né chi abita nei 3 paesi in questione si sognerebbe mai di farne menzione, perché non gli dà alcun valore, dato che noi abitanti della pianura padana, voi capite cosa voglio dirvi, non abbiamo la minima conoscenza di noi stessi, della nostra storia e del nostro territorio. La morla è un corso d'acqua naturale che giunge a Bergamo e piega a sud con un alveo rettilineo artificiale fino a Comun Nuovo, dove si suddivide nei campi e irriga fino a perdersi e sparire. Lo storico Menan scrive che la morla è la spina dorsale del sistema idraulico della pianura bergamasca, e proprio grazie ad essa è nato il paese di Comun Nuovo nel 1200. Ogni angolo della nostra terra padana ha la sua morla, cercate attorno a casa, troverete qualcosa di simile, e ogni morla è testimonianza del nostro ingegno, della nostra laboriosità. Pensate che la morla ha un alveo artificiale lungo più di 10 km, interamente scavato a mano, a pic e pala, Pico e Bail, dai nostri padanissimi antenati prima dell'anno 1000, nei cosiddetti secoli bui. Allora chiediamoci, sono più importanti 2 speroni giusto perché sono romani, o un corso naturale deviato dall'uomo con il suo alveo artificiale di 10 km, da cui è nato un comune e grazie al quale hanno prosperato altri paesi e ancora oggi si irrigano i campi? Ebbene, come detto, la morla non è un caso isolato, tutti avete la vostra morla più o meno grande che scorre vicino a casa vostra, perché tutto nel nostro territorio padano è stato costruito dal nostro lavoro, dalla nostra fatica, dal nostro ingegno. Carlo Cattaneo riassume perfettamente quanto sto dicendo quando scrive: noi possiamo mostrare agli stranieri la nostra pianura tutta smossa e quasi rifatta dalle nostre mani. Abbiamo preso le acque degli alvei profondi dei fiumi e degli avvallamenti palustri e le abbiamo diffuse sulle aride lande. Questa è la verità: dove vi era palude abbiamo regolato le acque, dove il suolo era arido abbiamo portato l'irrigazione con la nostra inventiva e perseveranza e abbiamo creato una delle più grandi macchine idrauliche che esistano al mondo.
Immagino che girando per la nostra terra non abbiate dato mai troppa importanza e peso ai canali, ai fossatelli che vi capita di incontrare e che oggi distruggiamo, cementifichiamo e copriamo. Ebbene, quello che a voi sembra un'insignificante nullità, in realtà è una minuscola porzione di un sistema idraulico immenso, senza il quale oggi semplicemente la nostra terra non esisterebbe. Il Cattaneo ci insegna che gli elementi naturali originali erano come le parti di una vasta macchina agraria, alla quale mancava solo un popolo che ordinasse gli sparsi elementi. È quello che abbiamo fatto noi padani, non certamente i romani, che si sono limitati a centuriare la nostra terra. La tanto osannata centuriazione altro non è che la suddivisione del territorio in maglie rettangolari da assegnare ai soldati per favorire la colonizzazione delle terre. Non hanno costruito il territorio, se ne sono solo impadroniti. La centuriazione romana è l'equivalente degli Homestead Act con cui gli statunitensi si sono spartiti la terra dei nativi, dopo averle divise in maglie rettangolari. C'è dell'ingegno in tutto ciò, c'è dell'onesto lavoro. Non solo abbiamo realizzato una macchina idraulica efficientissima, di più, abbiamo creato il bello nel vero senso della parola. Parlandovi del Grand Tour vi dicono sempre che gli stranieri valicavano le Alpi per visitare le città d'arte Firenze, Roma, Napoli. Vi nascondono sempre il fatto che, superate le montagne, quegli stessi stranieri restavano sbigottiti nel vedere quanto era bella la nostra terra, e nei loro diari di viaggio si rinvengono facilmente entusiastiche descrizioni. Il Delalande nel 1786 dice: questa piana di Lombardia, che si estende da Torino fino a Rimini e Venezia, è la più vasta, la più deliziosa e una delle più fertili che ci siano in Europa. E badate bene che la Lombardia di Lalande si estende da Torino a Rimini a Venezia. Molti sono quelli che rimangono stupiti dall'abbondanza di acque che irrigano ma non innotano. Edward Gibbon nel 1764. Altri viaggiatori descrivono la nostra terra come un giardino perpetuo. François Desel, 1699. Grazie alla presenza delle marcite, riguardo alle quali Cattaneo scrive che una parte del piano, per arte che è tutta nostra, verdeggia anche nel verno, quando all'intorno ogni cosa è neve e gelo. Altri autori si spingono oltre, descrivendo la nostra terra come una sorta di giardino in festa, e questa è l'impressione data loro dai tralci di vite maritata che, correndo di albero in albero, danno l'impressione di essere delle ghirlande, dice Silhouette nel 1770. E chi credete che abbia inventato questo modo di coltivare la vite, che ha fatto tanto bene alla nostra terra? Non certo i romani, che l'hanno trovata qui, già presente ovunque, e l'hanno solo ribattezzata Arbustum Gallicum. Mentre tutti si sbrodolano con la romanità, quanti sanno che la nostra terra era considerata un'icona paesaggistica di valore mondiale, come oggi si dice della Toscana? Quanti di voi sono consci che molto abbiamo distrutto e molto di quel bello però rimane anche oggi? E quanti sono i nostri fratelli rimbambiti da una malsana idea di mediterraneità che li porta a riempire la nostra terra di sughero, di palme, di cipressi, cercando di scimmiottare le colline toscane o lidi ancora più lontani? Non conosciamo il valore del paesaggio della nostra terra, non comprendiamo che il cipresso è l'albero della romanità, non sappiamo che al suo posto si potrebbe piantare il pioppo cipressino, che è un'essenza tipica. Questa specie è stata selezionata qui ed è tanto tipica da essere nota in inglese con il nome di Lombardy Poplar. Quindi io a questo punto capisco di avervi stufato. L'unica cosa con cui vorrei concludere è con la frase finale di questo articolo, che dice così: quando pomposamente vi dicono che tutte le strade portano a Roma, rispondete loro orgogliosamente che tutti i canali scorrono in Padania. Grazie.
Grazie Luca. Se parlo in Veneto, mi capisci? Posso? Sì. Grazie. E ora, intanto grazie a voi altri che sì in tanti, si temeva che non fossi così in tanti, quindi è sempre un piacere vedere quando che queste persone così interessate a parlare di storia. Forse qualcuno non mi conosce e altri invece mi conoscerà. Sono qua per parlarvi di Veneti antichi fino alla costruzione della Serenissima e con una piccola buttada verso Scaligia di cui vi confesso so poco, so quel poco che basta da quando che Verona si entra a far parte della Serenissima, che in realtà è una storia continua che abbiamo cercato di dividere, ma in realtà la storia del Veneto c'è una coinè, cioè una coerenza culturale che è invidiabile dappertutto, ma non semplicemente da ieri, da sempre. Se vi dico che siamo probabilmente il popolo più antico ancora esistente, la maggior parte di voi altri mi guarderai qui oggi sgranai, ma no, gli egiziani, i cinesi, gli americani adesso si devono fare l'apologia della Cina, e invece probabilmente noi siamo quel popolo che ha tra la terra e il proprio nome una coerenza enorme. Cioè nessuno esiste buoni sradicarne da qua, e che ha provato. Che ha provato tante volte e non si è mai riusciti. Ma da dove partiamo? Allora, i Veneti, che il nome sembra derivare da due situazioni, o dall'indoeuropeo Venet, che vuol dire conquistatore invincibile, o da ven, venerabile o degno di lode. Quando è che comincia a apparire il popolo veneto in Europa? Allora, tutti quanti studi attualmente, perché non soltanto Roma ha così invaso culturalmente i nostri libri di storia, in realtà se veniva fuori campane che mi sente parlare, che è catechismo, ma che c'era anche tutti quanti di archeologi, pangermanisti, panceltisti, per cui prima che c'erano i Celti, dopo se li va i romani e noi facciamo una figura di Baccaei, cioè di fuchi che sembra che non siamo mai stati, ma che c'era una volontà precisa sotto. Mi sentio? Perché aumento è ora, Che c'era una volontà precisa sotto, perché rappresentiamo un nocciolo forte anche rispetto a cultura tradizionale, a cultura di appaganitas, a cultura che non altri porta avanti come collegamento di questa terra, che non c'era solo che questa, ma c'era molto più ampia. Bene, sembra che il popolo veneto appaia circa nel 1500 a.C. in una zona particolare dell'Europa, derivante decisamente da civiltà deunetice, che c'era un tocco di Polonia, un tocco di Cecoslovacchia, slavi come chi parla, che arriva praticamente nella zona della Boemia a formare quella che abbiamo chiamato, grazie alle campane, a civiltà di Lussazia. Ma perché è importante? Perché in quella particolare civiltà si forma un popolo che invece di affidare alla terra i corpi, cioè inumarli, li usava. Infatti, i campi di urne, che Francesco sa benissimo, c'è un rito ben particolare, che io non voglio neanche entrare su questo, ma basta semplicemente a visione esterna. I campi di urne è che te trovi una serie di necropoli dove invece di trovare i corpi seppelliti, te trovi i corpi cremati. E collegato a questo particolare elemento culturale è il toponimo Veneto, dove che c'è di urne cinerarie, c'è anche il toponimo Veneto. E voi dite, vabbè, ma cosa vuol dire? Vuol dire tanto, perché cambia completamente l'aspetto, cioè si attesta per la prima volta in Europa un popolo che ha una determinata convinzione spirituale rispetto alle altre, perché pensate bene, affidare il corpo a terra in realtà è dire polvere te sì e polvere te ritornerai. Affidare alla terra vuol dire che non c'è niente in te differente dalla terra tranne che è natura che ti crea e che ti riceve. In tutti quanti i riti invece della cremazione che è un'affermazione un po' diversa, che è una parte che appartiene a terra, ma che è una parte verticale che va verso l'alto e che appartiene quindi al cielo. Quindi
Queste due forze che continua e che comincia a contrapporsi, in cui sembra che i veneti che ne sia perfettamente consapevoli. Per la prima volta, forse, nel campo dell'umanità, nei veneti appare l'esigenza di sentirsi anche parte dell'eternità e quindi di Padre Cielo rispetto a Madre Terra. Sia una roba sia l'altra, potremmo seguire tutta la storia dei veneti attraverso il seguire i campi diurne. Dovevi pensare che all'inizio del secolo, siccome adesso in Savoia avevi i romani, che non ho niente contro i romani che non c'entra niente con i romani di adesso, per carità, però prima i trovasti robe qua e dice, ostia, ma questi qua erano celti, per forza ne poteva essere veneti, no? O addirittura quando chi capiva che c'era un'irradiazione che portava verso il Veneto propriamente detto, l'Istria, la Dalmazia, e lui che parla dei Iliri, che tali personaggi iliri in realtà non si è mai esistiti in quanto iliri, ma quanto veneti che abitava l'Iliria. Ma per fare questo passo qua dobbiamo arrivare all'inizio del Novecento, che addirittura faceva i sbagli di traduzione dicendo i veneti ilirici, no, c'erano i veneti che abitano in Iliria, perché l'Iliria era una terra da non confondere con le province iliriche e napoleoniche, buttiamo via per carità che mi viene che la regia a parlare di Napoleone, voi altri? Allora, sti veneti, tutti collegati all'idea dei campi diurni, ti seguono e segui questo percorso particolare. I tedeschi, inglesi, che i vedeva il pangermanismo, no? Certamente che essere qualcosa di diverso, non riusciamo a capire, probabilmente si dei liri, probabilmente si dei celti ante litteram, che c'era. E invece no, attualmente tutti, anche i tedeschi, inglesi, a scuola polacca, a scuola russa, tutti quanti, afferma che il collegamento dei campi diurni è il popolo di Veneti. Quindi noi altri partiamo dal 1500 avanti Cristo. Lo sapevate? Cioè noi altri potremmo guardare tutti quanti gli altri, noi altri siamo solo il Cervino, perché non parla dell'Everest, e guardiamo gli altri dall'alto verso il basso. Ma non si finisce qua. Perché in quel momento tutti quanti i veneti, e se chiamava veneti, invade l'Europa, crea una prima, chiamiamo impero, ma cercate di ascoltarmi bene, non vuol dire impero nel senso che lo conosciamo, ma una situazione culturale che a sé coinvolge tutta l'Europa. Viene su, attraverso Via dell'Ambra, arriva nella Venetia, che non è il Veneto, ma è quella che dopo i romani chiamerà Venetia et Istria, quindi dall'Adda fino all'Istria, ad Dalmazia, che sarà quella Venezia Giulia, non nel Friuli, che non sia mai esistito, se non ieri altro. Su, fino ad andare in Asia Minore, dove che Alessandro Magno trova ancora di residui di Enetoie e dei Veneti. E nel 1200 a.C. tutta l'Europa è veneta. Parola strano, vero? E però se voi avete seguito di quante tracce del nostro nome, vedi che nel 1200, secondo tutti i reperti archeologici, abbiamo un'Europa veneta, con una propria moneta magari, sicuramente una propria lingua. Cosa è successo dopo? Io perché quando che si parla del popolo indoeuropeo, sapete cosa che si parla, no? Dici, ma no, sì. Chi che non sa 20 flessioni. Allora, tutti i popoli bianchi europei vincono mai indoeuropei perché ha una medesima lingua, che si divide in due rami, nella maniera di dire 100. Il gruppo Kentum, di cui fa parte anche il veneto, il germanico, il proto-latino, lingua anglosassone in generale, e il gruppo Satem, di cui fa parte il sanscrito e lingue slave. Io ho visto che i popoli che parlavano queste lingue sono praticamente partiti da un unico nocciolo e vince mai proprio per questo indoeuropei. Qua vi sono ragazzi indiani prima, dove sei? Che sei? Ecco, bisogna via. Bene. Questi qua, l'invasione aria, per esempio, dell'India, sapete? È il termine stesso India. Sapete da dove deriva? Pensate un attimino. Adesso non so che sia Dio esagerare, però ragionate bene. Il termine più antico con cui veniva a chiamare l'India è il termine Vendia. E i monti che separava l'invasione aria dall'India dravidica, cui è scura, erano i monti Vendi, come il Ponte Venda che è a Padova. L'etimologia era la stessa, bianco, sacro, invincibile. Quindi i popoli primi indoeuropei probabilmente chiamavano se stessi i sacri, i bianchi, gli invincibili.
La parola ario invece vuol dire il migliore, da cui la parola aristocratico. Quindi il popolo bianco chiamava se stesso vendo, bianco, e i suoi capi erano gli ari, gli aristocratici. Che siamo? Quindi indoeuropeo significa quel gruppo particolare di persone che parla questo determinato tipo di lingua, che dopo sarà diviso in sottolingue, che erano dialetti del medesimo gruppo, tra cui c'era anche il proto-latino e il proto-venetico, con una curiosa particolarità sembra. In Veneto non esiste il pronome personale io, perché mi dico mi so, e sembra che anche nelle scritte vece della nostra lingua del venetico, in realtà il termine ego non era letto ego, ma era letto in maniera russa, come si legge in russo adesso, Iego, che vuol dire lui. Quindi curiosamente in tutto il nord Italia ancora adesso esiste il substrato culturale e linguistico che appartiene al Veneto antico, cioè l'annullamento del pronome personale io con l'appare semplicemente il mi so. E anche in Emilia Romagna, che adesso stranamente, per dire quanta diffusione culturale che c'era non solo della lingua ma anche della cultura, e vi dimostrerò anche perché è successo questo. Allora, nel 1200 c'è sta grande coinè veneta, arriva Celti, arriva i Germani, si comincia a separare robe e si forma delle isole delle venete città, però si è passato 200-300 anni, quindi abbiamo a Venetonia, che è qui sul Baltico, che ancora i romani, ma ancora Giordanes, siamo in periodo ormai nell'Alto Medioevo, la chiama Venetonia. Che è invece l'altra parte, Bretagna, Inghilterra, Irlanda, che veniva chiamata in gaelico Venedotia, anche in tempi storici romani. Adesso vi dico un'altra roba che vi stupirà, il Juined, come lo chiamo in inglese in gaelico, non vuol dire altro che Venedotia. Asè, una gaelizzazione del termine venetico-latino Venedotia, lo stesso termine Ginevra, Juined, cioè colei che abita quel territorio. Che siamo? E rimane là. Altri rimane invece nel lago di Costanza, che sempre si chiama lago Veneto, altri si presenti e rimane testardamente, perché noi siamo dei carognoni bastardi qua nel Veneto, altri va verso l'Illiria vera e propria e si trova nell'Asia Minore seguendo la via dell'Ambra. E questo rimane fin di altro dal punto di vista storico. Dove è che troviamo per la prima volta invece non archeologicamente, ma dal punto di vista della letteratura, della storia, troviamo nominare i Veneti? Se faccio un professore, chi è che lo sa? Iliade. Bravo, chi è che lo sa? Chi è che le volte sapeva che noi siamo l'unico popolo ancora esistente che Omero cita nell'Iliade? Chi è che lo sa? Lo sapevate? Anche i Pelasgi. Sì, però non esiste più i Pelasgi dal punto di vista etnico. No, esistono mica, sono Pelasgi. Sei un Pelasgo, carogna. I Pelasgi. I Pelasgi sono gli abitanti del mare comunque, no? Sempre. E sei di bellissimi anche. C'era le ai a Troia durante il... Sì, perché sei i popoli del mare che però gli ateniesi hanno più ammazzato. Esatto. Sì. Allora, noi siamo citai nell'Iliade. Lo sapevate? Pensate quanto antichi che siamo. E cosa si dice? Omero dice, li guidava Pilemene, delle forti genti venete, della razza delle mule selvagge, i Paflagoni, perché parlava un pochettino come inglesi, cioè vuol dire che i Paflagoni, sto popolo, erano menati, guidati da Pilemene, che era il loro duce, e sto Pilemene veniva dalle terre enetiche dove si allevano le mule selvatiche. Strano anche il fatto dei mule, strano il fatto che noi dopo che siamo stati convinti che i Veneti fosse di Paflagoni, perché c'è scritto che Pilemene Veneto comandava i Paflagoni, che mi sono in perché molte volte, signori, quando che studio cerco di vedere dove che c'è di vulnus nel ragionamento storico. E sicuro che dopo vi dirò di altre, che sono molto curiose robe, perché forse la storia leggiamo, ma chi che ha scritta o chi che ha fatta molte volte con più di errori.
non so che sia maniera di dimostrarla, ma sovrapponendo di informazioni, due indizi se fanno prove, dice, no? Comunque vi faccio come ragionamento. Sto Pilemene era comandante dei Paflagoni. Questo aveva doppioi su alcune traduzioni, su altre no, Antifo e Mestle. Mestle era capo dei Meoni che darà da origine ai Lidi che darà origine agli Etruschi. Ora mi sono domandato, ma se Pilemene, che è Veneto, comanda i Paflagoni, è Paflagone, perché Mestle, che comanda i Meoni, non è un Meon? O non è un Lido? Inoltre, alla fine della guerra di Troia, succede chi va via e i Paflagoni fanno una rivolta e scaccia i Veneti. Cioè, è come dire che i michesi veronesi che fanno una rivolta e scaccia i veronesi. Già era evidente che anche a quel tempo che c'era una bella e evidente differenza tra Paflagoni e Veneti, e probabilmente Pilemene era uno di tanti capitani di avventura che si trova anche addirittura nei Sumeri e nei Assiro-Babilonesi che è di nomi indoeuropei che governa con grado militare invece popolazioni semitiche. Quindi già era uso usare di capi che venivano da un'altra parte in virtù della loro capacità di comando. Da dove deriva che erano Paflagoni? È il fatto che Strabone dice, ma sti Veneti che c'era, cosa facevi? Probabilmente i c'era Paflagoni, ma c'era un probabilmente. Come quando che Strabone parla, ma chi costruisce piramidi, probabilmente che usa dei rulli e di rampe, ma neanche uno lo sapeva, perché quando ha scritto è tardo. Quindi, se non altri che avessimo il buon senso di andare a leggere in maniera filologica ciò che scrive, te rendi conto che anche loro non erano così chiari. Però non altri, che facevamo un pochettino 1 più 1, cominciamo a pensare che quel Pilemene non c'era un Paflagone, ma c'era un Venete che comandava i Paflagoni come Mestle, c'era il figlio che comandava i Lidi, ma non c'era un Lido. Succede che finisse la guerra di Troia e tutti si convinti, perché attualmente siamo convinti che i troiani che abbia perso, però vi stupirà che non tutti c'erano convinti che i troiani avessero perso. Diogene Laerte diceva che invece Troia non c'era mai caduta, ma questo vi dirò dopo per un'altra incongruenza. Scampa via, da una parte Enea va via, e fa un giro largo, passa prima a Cartagine e dopo arriva sul Lazio, Sofioi darà origine a Lavinio, dopo Alba Longa e dopo Roma. Mentre Antenore, insieme a Mestle, insieme ad Aquilo, insieme a Diomede, e va su e arriva nell'Adriatico, dove che fonda Padova, dove che fonda Adria Diomede, Mestle fonda Mestre, Aquilo fonda Aquileia e Clodio fonda Chioggia. Come facciamo a saperlo questo? Questo si tratta da Piccola Iliade, che non altri è un testo purtroppo perduto, che però dobbiamo risalire attraverso un poeta polignoto e una tragedia di Soffocle che si chiama Antenoridi, che parla che proprio questi, fuggendo via, i gaffondà e che già insieme questi personaggi qua. Tra l'altro, voi altri non avete notato una roba interessante, che parla di Aquilo e di Aquileia, in un'epoca ben tarda. Bene. Antenore arriva e fonda Padova. Siamo nel 1185 a.C., anche se alcuni dicono che prima smonta da nave e adesso il castello di Olivolo, Castrum Heliopolis, castello. E fonda prima città. Dopo il fonda Altino, che si chiamava Antenorrea. Quindi non è univoca storia. Certo che ne dice però che siamo antichi. 1185 a.C. Questa è la data con cui Padova viene fondata. Roma quando sta fondata? E 53. Infatti i Veneti prendeva sempre per il cestino i romani dicendo guardi si nati ieri rispetto a noi altri. D'accordo? Quindi un'antichità enorme, ma 1185 vuol dire che Padova e le città venete fondate là è più antiche d'Europa tranne quelle micenee, minoiche, scusate, d'accordo? Anche a questo nessuno vi dice. E quando che se parla, Plinio, che parla di questa storia qua, e Tito Livio, gli dice che quando che c'era i Veneti che arrivava, i fondà 50 città, il che vuol dire che il Veneto, la Venetia di quell'epoca, c'era già
una terra terribilmente colta e civilizzata, ad avere addirittura 50 città. Quando ricordavi che i Celti, che se ne vai tanto tempo dopo, e ne aveva una al massimo, dopo perché Insubri, che già i più forti, che aveva Milano e basta, e non altri 50 città. Che capiamo, secondo lui che dice. Tra l'altro che ne parla di una che non sa mai chi ne ha ancora capito quella che c'era. Quindi, sta grande percorso dei Veneti, che ricordandosi sempre ciò che c'era, arriva nel 1185. Abbiamo un percorso con cui rimaniamo parla di Euganei, dei reti. In realtà anche qua non stiamo a pensare che tutti dica che Euganei e Veneti siano robe differenti. È una roba che abbiamo dedotto adesso, perché c'è Plinio che dice che quando si arriva i Veneti i scacciai Eugani che andavano verso le montagne, però la riporta solo che io, perché archeologicamente non c'è nessuna prova in realtà di battaglie che sia stati i Veneti che scacciai Eugani. E tra l'altro anche il nome Euganos, della buona stirpe, non è molto diverso da Enetos. Quindi è probabile, e io penso esattamente così, che Eugani sia i Veneti che si affermano scendendo su da Lusazia, mentre gli altri da in Asia Minore. Quel ritorno, come che dice Antenore, nella ricerca della vecchia patria, perché questo dice, quando chi fa il vaticino e Aenea l'altro, ritorna nell'antica patria. Ecco. Quindi vuol dire che in realtà non c'era profughi, ma esuli, che ritorna dove chi c'era. E probabilmente Eugani, così come i reti, in c'era altro che i Veneti primi che si arrivava, perché tra l'altro si trova anche là delle urne cinerarie e quindi immediatamente i qualifica come dei Veneti antichi. Arriva i Celti, siamo nel IV secolo, i Celti di rompiscato, potentemente rompiscato. Si parla come da gente selvaggia che vive in capanne strane e soprattutto anche a voi che piace la nostra terra. E ne soppressione maggiore arriva verso il lago di Garda, che non altri, attualmente siamo Garda, ma sapete come si chiamava una volta? Benaco o Benacus, betacismo, il termine corretto era Venacus, non Benaco, corno dal celtico, che nessuno sa come che parli i celti, porca vacca, scusami se mi caso ogni tanto, ma Venacus, cioè lago Veneto. Adesso, quando andai verso l'Istria e tornai su, Venezia scrive Benetche. Questa trasformazione della B in V si chiama betacismo. Benaco, Venaco, Vinicio, Benito, stessa cosa. Quindi il termine più antico era lago dei Veneti, quindi il lago di Garda era chiamato Venacus. I riva, non tutti i Celti ne attacca. Ne attacca semplicemente Insubri e altri, perché i Cenomani, e anche a questa è una storia strana, diventa immediatamente i nostri alleati e né se muoverà più dai Veneti. Rimarrà sempre parte della Confederazione Veneta, tanto da essere inglobati in quella che sarà la Venetia et Istria dell'età augustea. E questa è un'altra storia stranissima che è successa. Arriva nel 302 a.C., ormai abbiamo anche da Namai i Romani liberarsi da Brenno, se via la storia di Brenno, no? Che arriva a Roma e che dà una rata dei botti romani e dopo che dice, beh dai, ti metto la spada da una parte, tanto oro quanto che pesa, però scopre che a bilancia a se truccata, e io dice, guai ai vinti, come dire che avevi perso. Ecco, non voglio essere volgare, però capisco cosa vuol dire. Allora si affaccia Furio Camillo, che dice, non con l'oro si salva la patria, ma con il ferro. Peccato però che è una storia che riporta semplicemente Polibio, per chi altri parla chi Veneti che manda 20.000 cavalieri in Gallia Boica, cioè a terra dove c'era qui de Brenno, per diminuire a pressione dei Galli, chi si sta costretti a scampare via, per chi Veneti che manda 20.000 cavalieri, 20.000, e siamo nel 339, 300 qualcosa, non mi ricordo, come epoca, quindi 20.000 cavalieri. Quando si parla di Roma, Roma che aveva più bisogno dei Veneti di quanto che i Veneti che avevano bisogno di Roma. E vi dirò anche un'altra cosa riguardo a questo. Voi sapete che noi la storia di Roma conosciamo attraverso il più grande storico che ha scritto qua, la monumentale storia ab urbe condita, che è? Sono professore. È Tito Livio. Dove è nato Tito Livio?
Sapevi che sei lui che inventò i 7 re di Roma e li ha collegati i 7 colli, perché prima non esisteva niente di tutto questo. Quindi la storia di Roma noi la conosciamo attraverso un patavino, un veneto, Tito Livio. Senza Dio sapremo molto meno la storia di Roma. Qual è il libro sacro dei Romani? L'Eneide, che parla della storia di Enea, che fonda Roma. Chi è che l'ha scritta? Nato a Mantova. Mantova era Venetia. Lui era veneto e veniva definito da tutti veneto. Catullo, Silio Italico con le sue puniche, sempre patavino anche io. Quindi, per finire con l'ultimo, Trasea, Caio Trasea, l'ultimo grande senatore di Roma che si è suicidato, si è fatto suicidare perché doveva andare a festeggiare e odi de Nerone e che ha preferito stare a Padova a fare i giochi, i cestonaglia che ricordava l'avventura del Cleonimo, e si è suicidato, era da tutti quanti ricordato come il più grande e ultimo senatore vero, da dignitas e gravitas della romanità. Quindi pensate, noi altri Roma e la storia di Roma la conosciamo semplicemente perché di Veneti si è degnato a scriverla. E questo non sapevi, vero? Anche Vitruvio era veneto. Quindi pensate quanto della storia normale chi ne ha tolto, quanto chi ha cercato di buttarne sotto il tappeto, un pochettino a volta. Dopo, faccio un piccolo inciso, non è vero che, giustamente come ha detto Luca, che da altre parti studia, amico, su un atto terribile, per carità che è successo, però mi ha fatto specie. Vi ricordate quel neozelandese che si andava a sua moschea e Gasparà e che aveva sul mitra che aveva dei vari scritte particolari, no? Inneggiante tutti quanti qui che ha combattuto contro gli altri. Se tesi di libri italiani, te vedi a battaglia dell'Epato e ti dirà che c'era una battaglia della Gassanda in cui l'Occidente che ha combattuto e che c'era Giovanni d'Austria come capo. Io sul caricatore che aveva scritto Sebastiano Venier, perché c'era io il vero comandante, ma per saperlo bisogna che io avesse letto che storia, ma non sui libri che scrivevano altri in Italia, sui libri che racconta veramente la storia, perché c'era Sebastiano Venier con le sue 106 navi rispetto ai 20 degli altri girai che io è stato il vero patron della battaglia, tanto è vero che Giovanni d'Austria quando ha detto ma capitano cosa dici io? Bisogna che combattemo, io lo guarda, non si può far de manco. Laconico come i spartani, non si può far de manco. 75 anni, ma già io il vero dominatore, domino della battaglia, io sapevo tutti. Tranne non altri italiani, perché se leggi ancora su Wikipedia, te vedi la Lega Santa comandata da Giovanni d'Austria, 25 anni che non sapevo niente, che aveva addirittura l'ordine dal re di Spagna che diceva, e da quello d'Austria che diceva, fioi, a sé che saranno i veneziani se è possibile scampe via. Chi invece soggiogai da personalità di Sebastiano Venier, che ha combattuto. Quindi non è da adesso chi cerca di levarne via le nostre raizi. Ma continuiamo. 302 a.C. Spartani, Cleonimo, che prima che avremo parlato, e anche questa è una storia che nasa vima è meravigliosa, scampa via da Taranto perché io gacciamà per fare una guerra con i tarantini, che erano le Aide e i Romani, e che è il console Emilio che addirittura dice che quando vede le legioni lui non interessava niente, va via, perché essendo figlio cadetto doveva costruirsi una terra. Probabilmente sto Cleonimo, principe di Sparta, era anche uno estremamente colto, sapeva della letteratura classica e seguendo l'Adriatico tentava di andare nella terra dell'Enetico angolo, l'angolo degli Eneti, e il ha 50 navi in cui gli descrive esattamente ciò che vede, dei lidi, dove che Gesè Marei che entra, dei canali navigabili e su sfondo Gesè dei colli, io de preda di villaggi e pescatori su sti lidi, toe navi più piccole perché ne che arrivava, depone navi un pochettino più grosse su una località ad portum, chiamata così, a 14 miglia da Padova, quindi 20 chilometri che siamo, e depreda 3 villaggi di patavini, cioè Ciapa, che tra l'altro non c'erano neanche presidiati, perché per i veneti che uno attaccasse da che zona era per loro cioè non poteva, c'era loro che dominava comunque quel mare. Se non che arriva l'informazione a Padova, Senato Padovano, chiamiamo Senato, ma non c'era proprio un Senato, dove che
Belleno Sechene vi incarica dell'ordine di formare un esercito, però si indica che siccome che c'era l'interminabile guerra con i Celti, qui che si disponibili è semplicemente a gioventù patadina. Quindi forma un esercito di giovani, ma sai cosa vuol dire giovani? Cioè l'età dove te andavi a combattere a 16 anni. Quindi da 16 anni in poi c'era un adulto che combatteva. Questi qua c'era intorno a quell'età a gioventù patadina. Forma 2 eserciti, uno fluviale lungo il Brenta o la Brenta, che anche su questo vi conterò delle robe, a proposito di come chi ne tratta da Fuchi, e uno di terra. Non c'era il Medoacus. Dopo ti dico. Va e Coresò, flotta esercito di terra, incontra prima l'esercito di terra che riesce a spingere giù gli Spartani, che cerca di fuggire verso il porto, soltanto che arriva a flotta fluviale che gancentia le navi. Delle 50 navi soltanto 10 riescono ad andare via. E Tito Livio dice che i rostri delle 20 navi spartane faceva bella mostra di loro nel tempio di Reitia, ora di Giunone, sul dove che c'è a Padova, il Prato della Valle. Quindi la nostra gioventù patadina che ha narrato le volte agli invincibili spartani del principe Cleonimo. Anche questa è una storia meravigliosa che nessuno vi racconta mai, vero? Eppure siamo sempre qui. Entriamo a far parte di quell'insieme di romanità. E qua che c'è una curiosità. I romani correvano al Circo Massimo, che aveva 3 fazioni: i Rammas, i Tities e i Luceres. Per Plinio i Luceres erano veneti, i guerrieri, no? Perché dove che c'erano le Palatine che trovava i campi di urne. E c'erano i venetulani che ha combattuto nella lega di Enea contro gli italici di quel tempo. Però questo è abbastanza difficile dimostrarlo. Curioso è che le uniche fazioni che poteva correre all'interno del Circo Massimo c'era la fazione dei 3 tribù iniziali più una quarta, che era la fazione dei Veneti. I romani non avevano neanche un nome per definire il blu, tanto è vero che l'azzurro veniva chiamato venetico. Quindi correva i Tities, i bianchi, i rossi, i verdi, che dopo li trovi anche a Costantinopoli, più la fazione dei blu. Curioso che a Costantinopoli sparisse tutti e rimani i verdi e gli azzurri, e basta. Quindi ne trattava con tanto rispetto che addirittura potevimo, unici da tutti quanti, correre all'interno del Circo Massimo. E se è vero che non altri romani, però li abbiamo visti sempre con un po' di sufficienza. Tanto se è vero che parlava dei usi, i costumi, dei donne e uomini veneti, che c'era talmente rigorosi, talmente pomposi nell'atteggiamento, che c'era considerato un pochettino strani. Addirittura c'è Marziale che dice che questa barzelletta è talmente così leggera da poter essere raccontata anche a una donna veneta, per dire quanto poco che noi altri saremmo propensi ad essere un pochettino lascivi. La pulizia. I romani parlavano dell'estrema pulizia del popolo veneto, che aveva addirittura di speciali saponi che usavano altro, che era molto ricercato nell'ambito della romanità. Cade l'impero. Cade l'impero e dico che c'è stato un momento che non altri che di pico ero niente, qui romani. Dopo Giulio Cesare, perché saremo a favore di Giulio Cesare e perché la 10ª legge di Giulio Cesare era soprattutto fatta da veneti, che era secondo lui più affidabili. Curioso anche il fatto della guerra con Pompeo e Cesare, che c'era uno da Oderzo, che è Bulteio Capitone, che con 1000 uomini soltanto imprigionava la flotta di Pompeo e che ha detto cerchiamo di fare più male possibile a questi e quanto che ne facciamo più se copriamo tutti. Che è un eroe di Oderzo che io, sapendo che non avrebbe potuto scappare perché la seconda della flotta, si era messo con insenatura, con una nave, 2 navi che arrivava a circa 1000 uomini e prima di arrendersi ha detto facciamo tutto il possibile, sapevamo che eravamo speranza, alla fine non vediamo neanche la situazione coparne perché se uccidevamo da soli piuttosto di cadere in mano a loro. Un'altra storia eroica. Se americani che ne avesse avuto uno di questi, carissimo i cinema pieni di queste storie, non altri che andiamo a centinaia, non lo conosciamo. Comunque, cade l'impero. Prima di cadere l'impero, che se tutti quanti i barbaretti che entra e che viene, non altri cosa facciamo?
Perché noi pensiamo che Venezia sta creata semplicemente dai popoli della laguna, no. Venezia sta creata da tutta quanta popolazione veneta, che è andata a rifugiarsi là. Era il 421, 25 marzo. Esebeo perché dice, badate bene, 5.601 anni dalla fondazione del mondo, secondo quella che è a datazione di Scaligero, che non sono Scaligeri nostri, è un altro Scaligero. 1583 anni dalla fondazione di Padova e Aquileia e 421 anni dalla nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Ora, Zacquaga ha detto da robe che dovrebbe un po' fare tirare i rece. Uno, è chiaro che il mondo non si sta creando là, è un archetipo, però parla di Aquileia. Savi come me ogni tanto faccio gli spettacoli ad Aquileia, mi divento matto, perché là Aquileia era la capitale della Venetia, dopo Padova, una città meravigliosa, stupenda, caduta con Attila nel 452. Però nella storiografia, chi ne conta, sai che praticamente è stata fondata come colonia romana dopo che Carni, i Celti, se li vai, e quando che te vedi robe storiche, te vedi Celti che combatte e Romani che combatte e non altri Veneti, da nessuna parte. Quindi, quando che mi vedo che uno mi parla, com'è? Fondata Padova e Aquileia. Evidentemente allora non è il 181 avanti Cristo che è stata fondata come colonia romana, probabilmente Aquileia che c'era anche prima. Inoltre che c'è un altro, Silvio Italico nel 70 d.C., che scrive che Aquileia a Padova manda molti uomini a combattere contro Annibale. E anche a me domando, Silvio Italico nel 70 d.C., quindi poco tempo dopo, 200 anni dopo che è stata fondata Aquileia, io se permette di dire a Roma, tacchenti come che c'erano i romani, che Aquileia esisteva prima come città veneta e non come colonia romana. La gente sì, perché c'era una captatio benevolenze. I romani a quel tempo non avevano accettato tranquillamente che una loro colonia fosse trattata come una città preesistente, a differenza di quando chi ne conta. Quindi se Silvio Italico dice che Aquileia, che c'era nell'epoca del 214, nella quarta guerra punica, evidentemente Aquileia che c'era. Ve ne dico un'altra, e bisogna che state attenti perché sue storie è scritto, però bisogna dopo leggerle, perché altrimenti se perde. Polibio parla che la dia Emilia andava da Rimini, Piacenza, ma anche Aquileia. Se è chiaro che non poteva andare ad Aquileia, che se sta un errore, ma a me mi interessa poco. Però Polibio non poteva non sapere che Aquileia sarebbe stata fondata ben dopo, secondo la normale datazione di quando è stata fondata a Via Emilia. Quindi che usa 3 prove, 3 indizi. Aquileia col nome completamente veneto, senato su un insediamento veneto, si mette una colonia romana ma su un territorio completamente veneto. Quando che vado ad Aquileia vedi i Celti che combatte contro i Romani, mi meraviglio profondamente, perché non è così. Parliamo del Brenta. Allora il Brenta chiama, secondo la maggior parte della gente, in maniera del longobardo germanica, che vuol dire massa d'acqua, no? Versi Wikipedia, i romani si rivaiono a chiamare Medoacus, ma probabilmente non se per quello, probabilmente deriva perché c'era una tribù dei Celti, dove che nasce, i Medoaci, che però nessuno che ha mai visto, e nessuno sa. Quindi, i romani lo chiamano Medoacus, perché c'era in mezzo alle terre, o altrimenti i Celti, non altri nulla. Carta peuterigiana del XII secolo, tratta però da una carta del 64 d.C. Tanto sicuro che sicuro Pompei era. Fatalità, nella pianura veneta te trovi un fiume che si chiama Brintesia. Ercole, nei suo peripezie, Abano e resto, l'Ercole tracico, non l'Ercole greco che noi conosciamo, che aveva tra i suoi amici tale Brento, che sembra che si abbia bagnato su un fiume che riceve il suo nome. Bassano si sta fondando su una città che si chiamava Brindesia. Ora, se anche così non fosse,
Capivo che mi non vi dirò mai che è una parola longobardica, che è una parola romana, perché probabilmente i romani che chiamavano Medoacus, per il semplice fatto che è il ramo maggiore o il ramo minore che passava in mezzo a terra, che divideva in do un estuario, e quindi che chiamava il Medoacus, cioè quello che è in mezzo al più grande, quello che è in mezzo al più piccolo, e che chiamava in mezzo alle acque, Medoacus, ma è un nome tardivo. Non è possibile che un fiume così importante per i Veneti sia stato chiamato dai Romani o dai Celti, che gli unici Celti che c'era qua, c'erano qui morti. Capito? Non che c'erano Celti vivi qua. I Celti, con altri, non si è mai riusciti a arrivare. I si arrivai a Roma, i si arrivai ad Atene, ma qua no. Nelle nostre capitali, nella nostra terra, no. E difatti ogni tanto quando chi trova di necropoli, non campi di urne, li trova dai tassoche uomini, che dicono, ah ma questa qua era una civiltà celtica, sì, dei pederasti probabilmente, scusami, perché ti veniva da pensare che, tra l'altro, Nite Brusa che mette armi come se a fare con un guerriero, ma non c'è nessuna donna, non c'è nessun potere, c'è solo che uomini adulti in armi, non ti viene in mente, cosa che possa essere. Quindi una narrazione completamente distorta di realtà in cui noi altri facciamo la figura di qui che c'era, non ti capissi più cosa che facesse. Eppure siamo qua. E a dimostrazione che la nostra storia ha continuato a portare avanti. Quando che si è caduto l'impero, non altri che mi fu un pochettino prima, che mi fondasse questa città. E non la GA fondasse semplicemente i popoli costieri, ma che furono tutte quante. Gente da Brescia addirittura, da Verona, da Vicenza se andai a rifugiarsi in delle lagune. Ma non si andai a rifugiarsi solo per chi voleva scampare, per chi voleva continuare esattamente ad essere quello che voleva essere. Perché quando che sentì come chi parla di Longobardi e come chi parla di Unni, non sta semplicemente a paura, perché dimostra la resistenza che ha fatto le nostre città imperiali di fronte all'attacco di barbari. Se è vero che andava via Vercidoni e Putei, ma la maggior parte della gente stava a combattere in maniera eroica. E tutto l'entroterra Veneto si andava. E se anche vero che ha tentato di seguirli, quei barchetti e con il resto. E non stai buono andare dentro. Che c'era una struttura ben organizzata, ma quello che vuoi farvi notare sulle date che vengo da, è che le date sono particolari, molto pregne, perché sempre gli indoeuropei che abbiamo detto prima, e per quello che dico che i Veneti e Venezia che mantengono inalterata un principio spirituale che non si è mai venuto meno, e se per quello che mi credo che l'attacco soprattutto di Veneti e la nostra civiltà è stata fatta, perché noi altri pensiamo che l'azione sia semplicemente così, esterna, esoterica, no, molte volte si butta anche sul piano esterno, piccolo, sottile, e evidentemente i Veneti e Venezia sono pregnanti anche da questo punto di vista. Allora, fatalità, indoeuropei già divisi in tre caste, i sacerdoti, i guerrieri, gli agricoltori e gli artigiani. Perché? Il guerriero che combatte senza l'ordine divino è un bruto, un violento. Il sacerdote senza il guerriero che difende a terra non ha nessuna possibilità. Il popolo deve avere la possibilità di esistere all'interno il sistema verticale, che è quello difeso dal sacerdote, e quello del cerchio, che è il guerriero. Fatalità. Nella creazione del mondo che è il sacrificio della volontà del Dio. Proviamo a seguire con un attimo perché non è così semplice. Ricordiamoci che il concetto di Dio è un concetto che diffonde. Dio diffonde, è invadente, cioè va dappertutto, è come l'acqua. Per creare un cosmos, un luogo dove l'uomo possa vivere e pronunciare la parola io sono, e deve ritirarsi un poco. Altrimenti la parola libero arbitrio, semmai ha un senso, avvenirebbe molto meno se che sia all'interno di quell'esistente il Dio che sa tutto, vede tutto, e quindi non perché te mi fai vivere se tanto te sai cosa che farò. Quindi immaginiamo per un attimo il sacrificio della potenza. Mi sono onnipotente, ma in quello spazio ti concedo di vivere. In quel particolare cosmos è il mondo dell'uomo dove ti sei Signore e Padrone e ti puoi pronunciare la monade. Io sono. Il sacerdote, sacrificio della potenza. Ma sei anche a data dell'enunciazione del Cristo. Il sacrificio della volontà, quello del contadino. Maria, inseminata da Dio, che all'interno del suo grembo il Cristo è esattamente il seme che cresce dell'agricoltore, quindi il sacrificio della volontà. Mi pongo per la terra a fare del cibo per gli altri. Ma c'è anche il sacrificio del Cristo,
tutto in quel giorno, cioè, capita. È il sacrificio del guerriero, con il sangue, mediante la morte e la trasfigurazione del sangue, te riesci comunque a dare una nuova speranza alla vita. Quindi in quel giorno particolare, 25 marzo 421, venerdì santo o lunedì cambia niente, se collega tre simbolismi del tutto particolare che appartiene alla vecchia struttura gerarchica dei popoli indoeuropei tutti. Capite che è strano? Qualcuno dirà, vabbè, ma non è mica vero, per chi invece che Romolo e Remo sta la veda una lupa, se è vero? E per chi sei nati da Rea Silva che c'è stata amata da Marte, se è vero? Certo che non possiamo dirlo, però ricordiamo che il mito non ha da essere vero, ha da raccontarmi qualcosa. Quindi non mi interessa nulla se davvero sei quel giorno, però quello che l'ho fatto, ha deciso di darmi un messaggio particolare. E se le devo dirmi che là stava nascendo qualcosa di particolare. E ricordiamoci che a città, non semplicemente del Dogado, che andava da Grado fino a Ciosa e oltre, ha durata la bellezza di 1400 anni, senza che mai nessun piede, a nostra capitale, senza che mai nessun piede mettesse stata là. Mai nessun'altra città al mondo si riuscì a mantenersi intonsa e non conquistata per 1600 anni. Con una stranezza, perché quando che nasce in mezzo a due forti imperi, da una parte Bisanzio, da una parte la caduta dell'impero d'Occidente, se deve arrivare i Unni, fra poco arriva i Longobardi, e Venezia se barcamina sti due poteri. Sto gruppo di isole che va da Grado fino a Ciosa e riesce a creare un'entità così forte e così potente comunque da impensierire tutti. Perché ricordiamoci chi ha provato a conquistarla, non è vero che è stata così tranquilla. Nasce nel 421 il primo doge è Pauluccius Anafesto nel 697. E anche qua che c'è una stranezza. Vi ricordate quello che avevo detto prima? Anche lui fa parte esattamente come i tre re di Roma. Romolo era il fondatore, Pauluccio Anafesto nel 697 è il fondatore e si comporta con un archetipo che può essere sovrapponibile a quello di Romolo. Dopo che si numa Pompilio e non altri che Marcello Tegagliano, il legislatore, viene ricordato come il grande legislatore, colui che dà elegge all'interno del Dogado, ricordato come uomo integerrimo. Numa Pompilio, Orso Ipato, il guerriero, che ha fatto un bel disastro, un bel personaggio, ma che ha fatto un bel disastro. Anche qua, a Venezia, si ripercorre tre archetipi, il fondatore, il legislatore e il guerriero. Che strano, vero? Siamo nel 737 circa. Che è una gran battaglia, perché anche, magari anche questo non lo sapete, ma tutta quanta gente che c'era all'interno, cioè Oderzo, Concordia, Aquileia, che si aveva rifugiato a Grado e Aquileia, ed Eraclea Jesolo, la capitale non c'era prima isole Rivoaltine, ma prima capitale del Dogado, e c'era Eraclea, o l'isola Melidissa, e Equilium. C'erano queste due capitali, che si facevano una baruffa bestia, te la dirò dopo, perché voleva comandare quello che c'era il Dogado. Se sta col doge Orso Ipato, il terzo, che c'è stato un disastro, la battaglia del Canale d'Arco, che ha determinato un disastro enorme e che ha fatto sì che suo figlio portasse poi la capitale a Malamocco. Però questo siamo quasi nell'Ottocento, perché in quel tempo è successo che da una parte arriva Carlo Magno, che cerca di invadere le lagune, non Carlo Magno, ma Pippino d'Italia, suo figlio, e assedia per 6 mesi le lagune, mettendo a ferro e fuoco prima la laguna verso Grado, dopo Ciosa e Resto. Dopo 6 mesi di assedio, cerca di entrare dentro le lagune e ancora si chiama Canal Orfano, perché i franchi che c'è tante di chiebote che mica più pensate di mettere i piedi nelle lagune. Eravamo nell'810. Ipato, Deodato, il figlio, porta a Malamocco, però ha detto neanche a Malamocco sta bene, perché forse qua siamo troppo esposti, e per la prima volta da là si passa e si va
su isole de Rivo Alto, che probabilmente il nome non deriva da Rivo Alto, ma deriva dal fatto del fiume che passava, che era l'ex letto del fiume Brenta, che in antichità si chiamava Prealtus, cioè profondo, dopo che ha perso l'R, e nel Medioevo che ha cominciato a tradurlo con Prealto in Rivo Alto, perché anche oggi si faceva domande, chissà perché. Però Prealtus, Riva, gli Ungheri, che dopo aver sbaragliato Berengario d'Italia, cerca di andare a Milano, ma gli dice, però, in nega conta che è Venezia, e Isoe, che non si è mai stai a conquistare, chissà quanti schei che ha. Questi qua parte, i Riva, gli fa stessa roba che fa i Franchi, prova da Dessore e Niga Becca, gli prova per sotto, i Riva fia Pestrina, quello che era il porto d'Albiola, che adesso si chiama San Pietro in Volta, perché in volta, gli ha provato. E anche che c'è una rata de botte, gli ha detto il giorno della volta era il giorno del San Piero, per cui che chiama San Pietro in Volta, erano nel Novecento, e gli Ungari si andavano via a Querice Bassa, gli ha detto, gli stai 2 anni a devastare l'Italia, ma sulle lagune non che se andai assolutamente più. Mi fermo un attimo perché mi rendo conto che ora sì. 10 meno 10. Avuto un tramesino. No, c'era perché mi rendo conto che se devo darvi una botta dei dati e dopo se è difficile sta che drio, vero? Tanto si desmenteremo subito dopo. No, vedo così. Guarda, veruo un altro pochettino di tempo perché nel frattempo è successo qualcosa di importante, no? Venezia non è vero che nasce bizantina. Venezia che ha sempre trattato l'impero da una parte e l'altra nel tentativo di barcare Nassia, perché è vero che c'era una città che aveva già una certa forza, perché considera che nel 500 già aveva avuto Narsete a liberare Ravenna. Nel frattempo che c'è stato Leone Isaurico III a Bisanzio che aveva fatto lotta contro le immagini, quindi che aveva distrutto di quante immagini. I veneziani che c'era anti-iconoclasti, cioè c'era per le immagini, comunque gli aiuta i bizantini a liberare Ravenna perché era stata ciappata dai Longobardi che ha detto sì, i Longobardi ciappa Ravenna e mi rompe pescato. Quindi questi qua combatte pur essendo a favore delle immagini contro i Longobardi che isè come i veneziani, proprio perché mica avesse il potere su Ravenna, che sarebbe diventato un problema per i veneziani. Ma siamo nel 600, fioi. Cioè, si è passato 200 anni e Venezia, che ha una flotta in grado di competere con quella di Bisanzio. Bisanzio usa la flotta veneziana per i suoi scopi, per aiuto. Si è passato 200 anni. E una città che dovrebbe essere nata so di velme, so di fanghi, so di robe, è una città che si permette di andare e copare Longobardi, liberare Ravenna e dare una flotta a Bisanzio quando che ne ha bisogno. Cioè, vi rendiamo conto che in realtà che c'è qualcosa di più. Dico, non si sta semplicemente di profughi e scampa, ma una volontà politica ben precisa di dare alla provincia Venetia ed Istria una città che poteva difendersi. Quindi non soltanto dei profughi, ma se da gente con una volontà politica, zendai aristocratici, zendai gente che continuava a vivere da veneti pur sembrando dei barbari perché bisognava ricominciare da capo. Ma c'era evidentemente una volontà politica da essere, non come chi ne conta questi che scampa via Poretti, si mette in pianta de Pai e nel 421, nel 500 andiamo a liberare Ravenna, coi Bateni, cioè, capì? Ma questo è degno solo di un grande popolo, non è semplicemente una storia che te che dici, magari ha potuto farlo chiunque, no, non ha potuto farlo chiunque. Può farlo soltanto gente che ha una consapevolezza delle proprie tradizioni, delle proprie origini e ha voglia di portarle avanti, che ne sa di tutti, ma che appartiene specialmente a altri, in tutte le maniere. Dopo, lotte tra i vari cese, perché c'era, ricordiamoci che adesso sembra una roba strana, ma a quel tempo si discuteva se Cristo era un uomo Dio, se c'era più Dio che uomo, se c'era più uomo che Dio. Questo si chiama monofisismo, che c'era una natura soltanto ed era quella divina. Monotelismo, e c'era un uomo, ma la volontà umana era completamente assorbita dalla volontà divina. Il duofisismo, quello che dopo la Chiesa Cattolica, vero uomo e vero Dio, mettiamo a posto tutti e siamo a posto. L'arianesimo, longobardico, Eutiche, era quello che ha fatto, era uno dei promotori anche di questo, che diceva praticamente che sì,
che c'è stato un momento in cui il figlio non c'era, quindi il figlio era sudditante al padre, no? Quindi non c'era padre, figlio, Spirito Santo. Nel frattempo, chi si scanava per sta roba qua, quindi Aquileia, che già era ariana come i Longobardi, a Cesa di Roma, che invece già era duofisista come a Chiesa Cattolica, Venezia, che ha detto fioi qua non andiamo più fuori, e decide, e anche là la narrazione è incredibile, è incredibile, non si poteva governare qui Saraceni, fatalità, Bonda Torceo e rustico da Maia Moco, arriva con le navi spinte da una provvidenziale tempesta e deve rifugiarsi per forza nel porto di Alessandria. Non potremmo fare da mago, che c'era un vento, non potevamo, perché c'era l'editto di quelli di Costantinopoli, ma anche del doge Giustiniano Partecipazio, che secondo me aveva visto giusto, e il va. Ma il va perché? E anche se spoglie del San Marco, i quali, sapendo benissimo che Ager arriva, che c'era il sultanato che cominciava un po' come i cristiani prima a distruggere tutto quanto quello che non c'era islamico, tanto se è vero che aveva addirittura messo a morte o frustà un sacerdote che aveva difeso parte di una chiesa. Teodoro, che era uno dei sacerdoti là, ed Eustachio, e Teodoro e Staurazio, che arriva a questi qua e dice: ascolta, noi sappiamo che Dio succede queste robe qua, cosa dito? Se portiamo via altri spoglie del San Marco. Questi fanno certa resistenza dicendo: ma non possiamo mica, si scopre che siamo stati altri, chissà cosa chi ne dice. E Rustico la Torcea e Buda Moia Moco fa: ma veniamo anche voi altri con altri. E quindi si parla patta. Stati si fa convincere, gli prende le spoglie del San Marco, dentro che mette quella di San Claudiano o Santa Claudia, non come capio, e nessuno credo lo sappia, gli prende queste spoglie, gli mette dentro una cesta coperta da carne del porco, perché i islamici, quando chi ha visto, che ha detto in via, e questi qua torna con questi due sacerdoti sua nave con l'interno e spoglie di San Marco. Fatto che vi infermai anche ad islamici, che poi rivede e si mette a urlare porco, 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 e si riferiva al porco ovviamente, e scampa via. E ora racconta la leggenda che c'è stata una grande tempesta, perché c'è gente che non credeva che lo avesse, no? E ora la nave puntava contro, e finché ne ha detto chi crede che qui sia veramente San Marco, la nave cade via all'ultimo momento, no? E soprattutto non gli da più perché c'era vento, tempesta, neve, anche quando si entrai proprio nel Golfo di Venezia, che si sta l'apparizione dello spirito di San Marco che li ha condotti là, preceduti da una piccola nave che diceva: guarda che si devono arrivare questi con spoglie di San Marco, si era presentato il doge che li perdonava, perché gli andai ad Alessandria d'Egitto, gli porta su sta grande cesta che ormai è già diventata una bara, e questo diventa pesantissimo in un punto dove che si attaccava a San Marco che ancora non c'era. Tutti quanti capiscono come mai primo sovaglio, e ora capito che se ha che le vuole bastare. Questo punto, dopo che il doge che ha fatto la solenne promessa che lì costruirà cappella di San Marco, presentare una tavola leggera e ha portato all'interno del palazzo, quello che era il palazzo del castello ducale, no? Però che ha costruito là questa cosa. Ma perché lo ha fatto? Perché Venezia poteva rivendicare un'autonomia nei confronti e del patriarcato di Aquileia e della Chiesa di Roma. Quando diceva la nostra Chiesa è fondata da San Piero, io dicevo sì, ma noi altri abbiamo l'altro, San Marco, che c'era l'antica leggenda che diceva che partendo via da Aquileia, andando ad Alessandria, si sta anche c'è pada una tempesta e si è rifugiato San Francesco di Vigna, su isole Rivoltine, dove che lì si è apparso un angelo che ha detto: non sta già per paura, pace a te Marco, evangelista mio, in questo luogo riposerà il corpo tuo. Quindi 3 date di fondazione, una, ma Venezia che nasceva anche per divina volontà. A questo punto Venezia che aveva tutto in mano, che aveva una tradizione, che aveva una chiesa sua particolare, e nessuno poteva dire più nulla. Vi rendi conto che tipo di struttura, di capacità di interagire che aveva? Per quale motivo che il vescovo di Venezia, Il primicerio? mi pare che si dica vescovo, adesso se sbaglio mi scuso,
se c'hanno patriarca. Beh, Unico caso in Italia. Il secondo dopo quello del Bisanzio. Sì, allora, il patriarca aveva delle caratteristiche ben particolari rispetto alle altre visioni, no? Che c'era quello di Aquileia, che si chiama patriarca. I patriarchi vuol dire chi sei di personaggi, sei di vescovi che sei sopra i vescovi, che ha un potere del tutto particolare. La parola stesso patriarca vuol dire primo padre. È evidente che prima c'era il vescovo di Olivolo, che anche ha una storia incredibile sul vescovo del Castello, no? Nel momento in cui invece, giustamente come ha fatto notare il nostro caro Ivan, si ha potuto affermare una primigenitura della sede di San Marco rispetto a un'entità simile, il vescovo di Venezia automaticamente diventa un patriarca, ma la sua patriarcatura diventa così importante che addirittura quella di Aquileia diventa minore, che anche questa è una curiosità, che vuol dire che quando Aquileia, dopo la Lega dei Cambrai, si è diventata austriaca, però il patriarca doveva essere per legge un patrizio veneto, quindi non si poteva scampare via. Cosa voglio dirvi con questo fiore? Siamo ancora tanto distanti, vero, dai Scaliger, ma a me non me ne frega niente. Siamo arrivati qua, è un momento un po' particolare. No, scusa Danilo, perdonami se ti interrompo, sì. che mi scusa anche io, non voglio fare il sapientino. Fallo. Quasi perché ascolto. Fallo. La roba che volevo sottolineare, perché mi accorgo che il più sfugge, cioè che in Italia che c'è un solo patriarca. Mi sento un poco, scherzi. In Italia che c'è un solo patriarca, uno. Attualmente certo, sì. Quello di Venezia. E non ve ne c'è altri al mondo. Attualmente sì. Questo è degno del Campanile con E ora, sì, adesso è vero quello che dicevo, in realtà tutto però un figlio del tuo parcella che mi aveva a me però. Sono qui per la gloria di San Marco. Dimmi che stavo zitto. E ora sta zitto. E chi lo fa fare? E ora, siamo arrivati a questo punto qua, facciamo un altro piccolo passetto. E dopo davvero non ve lo più scato, Siamo nel 1204. Venezia, che come che ne chiamava i bizantini, i ranocchi di palude, chi ne aveva morte con altri, diventiamo signori e padroni dell'impero latino d'Oriente. In realtà era successo ben prima qualcosa, no? Che c'era Andronico che aveva massacrato i veneziani, che c'erano i latini, che c'era l'imperatore Emanuele, che o stesso ogni tre pardò e favoriva i genovesi e intanto massacrava i veneziani. Se non che si indice la quarta crociata e anche qua prova a leggerla in questa maniera. Quello che la indice è ovviamente il Papa, ma il personaggio più importante è un come si chiamava? È un francese, che dopo, come mi viene in mente più dico, il quale Ziu che organizza tutto, va a Venezia. Dopo mi viene in mente. E va a Venezia e domanda ai veneziani che serve. 200 navi, più un tot di betovagliamento per un anno e si è in grado di farli i veneziani, no? Ma perché va a Venezia? Va a Venezia perché Venezia a quel tempo aveva circa 100.000 abitanti, siamo nel 1204. Genova, Pisa, arrivava appena all'ordine di migliaia, per arrivare ai 10.000, che mi dovevo aspettare ancora tanto. E pensai che Venezia in quell'epoca aveva quasi 100.000 abitanti. Arriva là e mi immagino il doge novantenne che aveva, che si ha quei due consiglieri, che sente questi francesi che dice queste robe qua. Sì, se può fare. Un anno costruiamo tutto e il prezzo da pagare, facciamo tre conti, mi immagino così, 85.000 marchi d'argento del peso di Colonia. I suoi consiglieri probabilmente che ha fatto un salto sui tavoli, capito cosa devo dire? È il doge. I francesi dice, va bene. Quando che va via i francesi, che fa il doge? Ma signor doge, ma sai io cosa che so d'andare? Sì che so che fa, pare che i francesi non sappia. E è l'equivalente di 2 volte a prodotto interno lordo da quel tempo di Francia. D'accordo? E quindi dice, chissà se riuscirà a farlo. Un anno dopo si è preso fatalità, nel frattempo muore il promotore, questo qua, quello che aveva innescato il tutto. E chi si che viene da quarta crociata? A Bonifacio di Monferrato.
Questo qua che aveva tutti quanti i motivi di odiare qui di Costantinopoli, perché suo fratello era stato massacrato da Costantinopoli. E se trovi, va da Filippo di Svevia, che è il marito della figlia dell'imperatore Isacco Angelo, che sta deposto da quello che era. Quindi, quando chi torna là, Bonifacio e Statri, che si unisse due persone che già l'aveva morta qui di Costantinopoli, arrivi i francesi comunque a Venezia, i soldati e gli altri inconsapevoli rispetto a Bonifacio, e si rende conto e si guarda, si mette in scarsea e fa, non arrivo mica che prezzo ha, e mi immagino sempre i due consiglieri che fa i saldi e io ho godito al signor Doge, no? Il signor Doge fa finta ancora questo che fa. Beh, non altre navi che abbiamo fatte tutte, abbiamo 200 navi pronte in un anno, più che mettevo 50 altri. Gavi 10.000 crociati soltanto, bene, 20.000 uomini gli aggiungiamo noi. Però nel frattempo dovevamo andare a fare una roba. E qual è la roba? Bisognava prima ridurre al silenzio Zara, che era sempre, non tanto dal popolo, ma stati dal re d'Ungheria che voleva sbocciare. Quindi parte sta grande truppa che mette i triestini, subito dice va bene, e altre città dell'Istria non ha problemi, arriva a Zara, che a Zara tutto quanto va bene perché ne può fare de manco, e aspetta un anno stranamente, dove che arriva il figlio dell'imperatore deposto, che fa dei promessi incredibili ai crociati, e che dice se